Tu lo sai perché non ce la farò mai a sfondare? Cioè, tu lo sai perché io non farò mai diventare lo sparare cazzate il mio lavoro? Perché gli ho promesso a babbo che ce l'avrei fatta senza candidarmi. Ma dico, si può essere più coglioni, ma masticarmi la lingua. Poi tu dici Giuliano Ferrara non è grasso, no? Il problema qual è? Che il resto della popolazione mondiale è troppo appiccicosa. Io lo sai che facevo un esperimento per rendermi conto di quanto era grasso Ferrara, quando c'aveva la trasmissione a Rai 1. Come cominciava la sua di trasmissione io mettevo subito Rai 2, si vedeva un gomito. Quando faceva il bagnetto da piccolino, perdeva la paperetta, finiva sempre in acque internazionali. Gliela riportava la Marina. Oh, mi stai ascoltando? Poi questa storia che hai detto, io Brunetta io non ho mai detto che Brunetta è bassa, non mi devi mettere in bocca parole che non sono mie. Io ho semplicemente fatto notare che noi non sapremo mai l'esatta altezza di Brunetta se continuiamo a misurarlo dentro il girello. A me chi me lo dice che non si mette sulle punte? Ah, o che si solleva con le braccine? Io ho 2 figli, lo so, i bambini sono furbi. E poi dovrebbe pensare a lavorare. Io lo pago per stare in Parlamento, non per passare le giornate a convincere quelli della stradale che ora può viaggiare fuori dal seggiolino. Perché l'Inghilterra è una figata, ma un paese dove tu puoi guidare a sinistra senza doverti scolare 20 litri di birra, che cos'è secondo te? No, non lo devi neanche aprire quell'argomento. Noi sardi col turismo non ci sappiamo fare. Giova, 1500 euro. Una settimana a luglio per una casa sporca sono troppi. Solo che non glielo puoi dire. Sì, se vai glielo dici, sai cosa ti rispondono? Ma sei a 50 metri dal mare. Appunto, cosa stai aspettando? Un'onda anomala a passargli lo straccio? Sì, caro benzina poi. Cioè, la spia della riserva è sempre accesa, sempre la torcia olimpica, cazzo, è una cosa impressionante. Sono talmente convinto che c'è poca benzina nella mia macchina che se finissi coinvolto in un incidente stradale mai i vigili del fuoco riconoscendomi verrebbero a soccorrermi con la sigaretta accesa. Sì, adesso ti tiriamo fuori. Cosa vuoi che si incendi? Gli animi dei presenti. Oh, ma tu lo sai che c'è ancora gente convinta che i buchi del cartello all'ingresso di Orgoglio, quello dove c'è la mappatura del paese, sono fuori di proiettile. Ancora con questi luoghi comuni, e basta, non sono fuori di proiettile, sono punti dove tu puoi trovare un bed and breakfast, una guardia medica, un tabacchino, fuori di proiettile, manco fosse un marsupiale il cinghiale. Dai. Oh, l'altro giorno stavo guardando National Geographic, ho scoperto una cosa bellissima. Cioè, se tu prendi un piccione, senza sparente puro, tu prendi un piccione, lo porti a 50 km dalla piccionaia e lui riesce a tornare. Oh, io ho detto, perché allora tu prendi un sardo, lo porti al bar sotto casa, Giova, e non bevi la pruso? Era venuto un amico toscano l'altro giorno e mi ha detto: Mauro, come mai voi bevete così tanta birra in Sardegna? Noi non beviamo birra in Sardegna, la nostra è una dialisi, è un'altra cosa. Adesso c'è la Barracciu, l'hai letto, deve giustificare 33.000 euro di benzina, la Barracciu. Ma l'avrà saputo che Roma l'aveva già incendiata Nerone, o non gliel'hanno detto? Ho fatto 2 calcoli su quello che ho letto sulla Nuova. Secondo i miei calcoli la sua macchina dovrebbe fare 3 km con 1 litro. Cioè, secondo me, lei è onesta, oltre che essere una... no? Però c'è una domanda proprio mi sono fatta. Dove cazzo avrà imparato a guidare una monoposto di Formula 1 questa? Ma uscire da Sorgono con una monoposto di Formula 1 non è che... Comunque, lo saprà lì. Comunque, siccome non mi volevo tirare indietro, perché in Sardegna se vuoi sfondare col cabaret devi saper raccontare una barzelletta, ve la racconto una barzelletta, anzi te la racconto a te. Parla della creazione, ok? Allora, Dio crea l'universo, il paradiso, il cielo, la terra, le piante e poi Adamo e lo libera. Dopo una settimana, in un preciso punto al paradiso, alle 7 di mattina di lunedì, Adamo si presenta lì. Oh, che c'è Adamo? A questo posto che hai fatto è bellissimo, ti faccio i miei complimenti, solo che non ho capito una cosa. Con che cazzo mi devo accoppiare io? Adamo, ho pensato anche a te. Allora lo addormenta, gli leva il costato, fa Eva. 90, 60, 90, Giova, bionda, nuda. Adamo appena la vede l'abbraccia, la porta nel bosco, una settimana di sesso sfrenato. Lunedì successivo alle 7 di nuovo lì. Oh, che c'è Adamo? Questa cosa che mi hai messo in mezzo alle gambe è bellissima. Lo so, e quindi? Ne voglio 30.
Adamo, non scherziamo, da te deve nascere una stirpe. Non ti posso fare con 30 cazzi. O me ne fai 30 o me ne sto andando, gli dice Adamo. Allora Dio cede al ricatto, lo addormenta, lo risveglia, Adamo c'ha cazzi dappertutto, nei gomiti, nelle cosce, nel petto, nelle guance. Si tocca contento, alza lo sguardo verso Dio e gli fa: tu sì che mi hai capito. E inizia questa corsa verso il bosco a cercare Eva, ma dopo 200 metri Dio lo frena. Adamo! Adamo si ferma, si gira: che c'è, mio signore? Guarda che ci sono 2 cassette di coglioni da portarti via. Rida, spacco per maloso, rida. Non ti piace? Te l'ho detto che non diventerà mai il mio lavoro.